Salve a tutti e benvenuti su Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di libri musicali, cerchiamo di dare qualche dritta a chi ci segue per le novità, per quanto riguarda le novità di libri usciti più o meno ultimamente che trattano sempre e comunque di musica in senso largo. Allora, io direi parto dal mio perché il mio in realtà è un libro di un nostro amico e quindi ha la precedenza assoluta e sto parlando di Renato Marengo. Renato Marengo, eccolo qui. Il libro si chiama Napoles Power, è uscito per la Tempesta Editore proprio quest'anno. E qual è la particolarità di questo libro? Che parla della Napoli musicale degli anni 70-80, per intenderci quella di Pino Daniele ovviamente, di Napoli Centrale, di Gensenese, di Abitabile, di Bennato, della nuova campagna di canto popolare. Cioè stiamo parlando di un periodo talmente ricco di fermenti artistici a Napoli, che Napoli era diventata veramente il faro culturale e musicale italiano. Lo è sempre stato dal punto di vista musicale, perché la tradizione napoletana è spettacolare da questo punto di vista, dalla canzone napoletana tradizionale a tutto quello che poi è uscito fuori, alla contaminazione con il rock and roll nel periodo della guerra, no? In questo senso Renzo Arbore ne ha parlato spessissimo di tutto questo. Bene, Renato Marengo era uno dei produttori artistici storici di quel momento, per cui da lui ha prodotto Bennato, ha prodotto Nuova Compagnia di Canto Popolare, quindi diciamo che è la testimonianza di un movimento che è stato importantissimo per la storia della musica italiana da una persona che l'ha vissuto proprio da dentro. E questo libro parla appunto in maniera molto dettagliata di tutti gli artisti, di tutta la situazione che si viveva in quel momento a Napoli, dove c'era veramente una voglia di rinnovamento, di riscatto attraverso la musica. In questo senso però, Massimo, non si parla solo ovviamente di musica live, di dischi, eccetera, eccetera, ma c'è anche un capitolo dedicato alle colonne sonore. Dico bene, Massimo? Eh sì, l'ho recensito il libro nel mio sito, colonnesonore.net, e lì c'è proprio un capitolo di Anna Cepollaro dedicato a tutta l'aneddotica molto doviziosa del cinema e il Napoles Power, quindi proprio ci sono tanti titoli celeberrimi del catalogo italico delle commedie, non solo, per esempio che vi possono dire Ricomincia da tre, Le vie del Signore sono finite, no, Grazie, il caffè mi rende nervoso, FFSS, cioè che mi hai portato a fare sopra il positivo se non mi vuoi più bene, mi manda Piccone e tanti altri, quindi proprio nomi che hanno del panorama della musica pop leggera, musica mediterranea tipicamente partenopea, che hanno prestato la loro voce anche le colonne sonore, Pino Daniele, James Nese, D'Episcopo, ma anche Pio Aldo Descalzi, Avitabile, Fresa, Scialdone e molti altri. È un capitolo molto interessante e ovviamente ha a che fare con quello che noi parliamo solitamente. Ecco, c'è una cosa da dire che ne parla anche Renato, no? Che questa nuova onda della musica napoletana degli anni 70-80 in realtà erano musicisti che da ragazzini ascoltavano e assimilavano i suoni che riecheggiavano al porto subito dopo la guerra, le canzoni americane, il jazz, il rock and roll. E a proposito del jazz, io direi che tu, Massimo, hai da dirci qualche cosa sul prossimo libro, no? E lo presentiamo subito, le muse del jazz. Guarda, intanto lo apro perché vi devo fare vedere se riesco, i disegni, la grafica, ci sono dei contributi bellissimi. Allora, è un libro edizioni Curci, bellissimo, sulle donne, per l'appunto le muse, che hanno ispirato o che comunque sono state coloro che hanno dato quella, visto che parliamo di note, alla creazione di famosissimi, alcuni, molti altri lo sono diventati nel tempo, magari erano meno noti all'epoca, pezzi di musica jazz. Per l'appunto è una prefazione di Ornella Vanoni straordinaria, che lei racconta, ha avuto a che fare col jazz in alcune occasioni, con reinterpretazioni, cover
di pezzi famosi. Questo libro a cura di Vanni Masala, un famosissimo critico che è un espertone di jazz, e Marilena Pasini, che ha curato proprio tutta la parte grafica, i disegni, bellissimi tra l'altro, edizioni Curci. Ok. E guarda, siccome noi parliamo ovviamente sempre di colonne sonore, dobbiamo ricordare che Il cantante di jazz del 1927 è stato il primo film sonoro, quindi proprio il primo film della storia del cinema con il sonoro, parlava per l'appunto di jazz. E in questo libro, che è molto intrigante, originale, con queste illustrazioni che vi dico bellissime della Pasini, devo dire che c'è questa sorta di racconto narrativo, più che un libro di biografie di autori, è proprio una narrazione molto fluida, molto appassionata, molto intrigante, come dicevo, di tantissimi autori più o meno famosi che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo del jazz. Quindi si passa da John Coltrane, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Miles Davis, Thelonious Monk, Django Reinhardt, Billy Evans, Stan Getz, Chet Baker, David Brubeck. Vabbè, insomma, altri nomi così, ecco, nomi... Sì, però, cioè, nomi così tanto per... nomi altisonanti, che in realtà molti di loro, perché hanno interpretato questi pezzi scritti da altri, o comunque da loro reinterpretati, che sono diventati celebri causa, se vogliamo dire, storie e misteri di 68 personaggi femminili che hanno ispirato le composizioni più belle nella storia della musica jazz. E devo dire che quello che mi ha colpito di più è il racconto di questo famosissimo sassofonista Paul Desmond riguardo questa canzone, questo tema, questa melodia che scrisse, dedicata a Audrey Hepburn, che lui pensava che non fosse mai arrivata alle orecchie di Audrey. In realtà Audrey Hepburn, nella vecchiaia, poco prima di morire, disse che il pezzo della sua vita era proprio quello lì che gli aveva dedicato Paul Desmond. Purtroppo Desmond non lo venne mai a sapere, pace l'anima sua, perché è troppo tardivamente. Comunque veramente ve lo consiglio, bel libro. A proposito, io siccome non ho letto questo libro, sicuramente si farà riferimento magari anche a un pezzo famosissimo che è Naima di John Coltrane, dedicato alla moglie, forse c'è dentro. Come ovviamente poteva non esserci. Sono 68 personaggi femminili che hanno ispirato altrettante 68 melodie, canzoni, brani strumentali, jazz bellissimi. No, ma veramente è una delizia leggerlo, ti fai trasportare. E devo dire che anche se non ti piace il jazz o non ti piace la musica, ma queste storie intriganti che ci sono dietro, molte molto molto particolari, secondo me possono anche piacere ai neofiti o a chi mai si è avvicinato a questa tipologia di musica. Lo consiglio vivamente. Allora, per oggi chiudiamo così con questi due libri che ci introducono alla Napoli degli anni 70-80, la Naples Power, e poi al jazz in assoluto, alle muse del jazz. Io direi di salutarci qui. Ciao a tutti. Ciao.